Ritorniamo con piacere, cari amici dei Custodi della Memoria, all'uragano Nanni Arru, in territorio di Quartucciu. Ci ritorniamo con piacere perché comunque questo è un bellissimo nuraghe complesso, non è stato scoperto da tantissimo. Erano gli anni poco dopo il 1990, questo nuraghe fu scoperto quasi per caso da Pietro Corona, che ovviamente non stava cercando un qualcosa di nuragico, un qualcosa relativo ai nuraghi, ma stava cercando una chiesa che molto probabilmente doveva essere da quelle parti, praticamente a sud. Lui, cercando quella chiesa, incappò nei resti di quello che si rivelò un magnifico nuraghe, e decisamente dobbiamo a lui il fatto che comunque questo nuraghe sia stato scavato, sia stato indagato. Certo, si potrebbe fare ancora meglio. Comunque bisogna sottolineare la caparbietà del Corona, che in fretta e furia riuscì praticamente a trovare dei fondi regionali che permisero ben 3 campagne di scavi. Abbiamo detto che è un nuraghe complesso, infatti questo nuraghe praticamente è un nuraghe quadrilobatto. Praticamente c'è il mastio centrale, che sarebbe praticamente quello dove mi trovo io, mastio centrale al quale poi si addossarono 3 torri laterali. È evidente la struttura dal punto di vista geologico che riguarda questo nuraghe, un nuraghe fatto di sicuro con pietra sedimentaria, assomiglia a un'arenaria, un qualcosa tra un'arenaria e il calcare. E quindi, amici dei Custodi della Memoria, mentre il drone ritorna nella posizione di partenza, io vi dico che sono venuto qua perché ho 2 cose da dirvi. La prima, eccolo qui, il drone è su. La prima è, e mi raccomando, vi aspetto numerosi domani presso il locale di Domus Art, qui c'è il numero per prenotare. E la seconda, io mi auguro che si rinnovi di nuovo l'interesse che era prima morto, poi l'abbiamo risvegliato un po', adesso un pochettino si è assopito. Speriamo che il nuraghe Nanni Arru venga ripulito e scavato per benino, perché è uno dei più grandi del Sud Sardegna. Ciao a tutti!